Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con l'esame di maturità. Questa mattina gli studenti varesini alle prese con la prima prova scritta. Vediamo com'è andata nel servizio di Sara Giannini. Le immagini sono di Agenzia Blitz. È iniziata ufficialmente la maturità. Sono 6.475 gli studenti della provincia di Varese che stanno affrontando l'esame di Stato. Si è svolta la prima prova d'esame, il tema scritto. Tra le tracce Ungaretti con Pellegrinaggio e poi Pirandello, traccia incentrata sul rapporto tra uomo e progresso tecnologico. Un'altra opzione era un testo di Maurizio Caminito, dal titolo Profili, selfie e blog. Non è tutto, nell'elenco anche un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso, Storia d'Europa, sull'uso dell'atomica, e un passaggio di Riscoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Mattiotto. Per finire, l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e, tra gli spunti, anche l'importanza della Carta Costituzionale, in un testo di Maria Agostina Cabiddu. Adesso gli esami proseguono con la seconda prova, che varia in base alle materie di indirizzo. E sempre questa mattina il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato ospite qui nella sede della Prealpina dove ha commentato l'approvazione dell'autonomia differenziata. Ascoltiamolo con le immagini di Domenico Ghiotto. Diciamo che è una bella giornata perché con la Costituzione sicuramente contribuiremo ad ammodernare il nostro Paese, ma contribuiremo soprattutto a dare la possibilità a tutti i territori di avere una più efficiente amministrazione della cosa pubblica, una maggiore opportunità di sviluppo, una maggiore opportunità di voce ai territori e di rispettare quelle che sono le esigenze e le necessità di ciascun territorio del nostro Paese, che sono belli, ma ciascuno con delle richieste e delle necessità diverse. Ai colleghi presidenti del Sud che sono un po' perplessi, cosa diresti oggi? Ma direi che dovrebbero cogliere questa occasione. Tra le altre cose, una delle questioni che bisogna sottolineare è che non c'è l'obbligo di aderire all'autonomia. Se qualche collega del Sud ritiene che sia più giusto proseguire in questa direzione nella situazione odierna, lo può tranquillamente fare, ma io direi loro di non perdere questa opportunità, questa occasione, perché attraverso l'autonomia differenziata credo che anche quelle parti del nostro Paese che a causa dell'odierna situazione, a causa dell'odierno centralismo sono rimaste un po' in difficoltà, un po' tanto in difficoltà, avranno l'opportunità di essere più propositive, di essere più capaci di dare una risposta alle esigenze e alle necessità dei loro cittadini e dei loro territori. Reparti da razionalizzare in attesa dell'ospedale unico. Questo il messaggio lanciato oggi a Cassano Magnago dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, il servizio di Elisa Ranzetta. Ognuno faccia la sua parte, noi abbiamo in mano questa responsabilità di realizzare il nuovo ospedale, abbiamo in qualche modo definitivamente stanziato i 440 milioni che servono per realizzarlo. Fino a quando quell'ospedale non sarà ultimato anche da un punto di vista di attrezzature e sarà tagliato il nastro da parte delle autorità competenti, è chiaro che i due ospedali che ci sono adesso dovranno garantire quel livello di assistenza a cui i cittadini erano abituati un tempo e devono riabituarci. È chiaro che poi si deve un po' razionalizzare dei reparti simili nei due stessi ospedali che sono a 20 km di distanza l'uno dall'altro. Oggi non sarebbe più sostenibile neanche nei migliori paesi al mondo, quindi dobbiamo razionalizzare e riorganizzare, la cosa che appunto la nuova direzione strategica sta facendo in collaborazione anche con gli ospedali più importanti di questa regione, soprattutto il Policlinico del Niguarda, che in qualche modo sono gemellati adesso con questo territorio. Cambiamo argomento e spostiamoci al Sacromonte di Varese per vedere un'iniziativa davvero lodevole. Ce ne parla Linda Borghetta. Un'intera giornata di lavoro per i 25 volontari CAI Senior che si sono occupati di tagliare l'erba e potare le piante lungo la via Sacra. Per i volontari è stato possibile intervenire per la manutenzione solo dopo il maltempo delle ultime settimane, che aveva impedito le consuete azioni di cura del verde della zona. Antonella Ossola, presidente del CAI Varese, spiega la fierezza con cui il gruppo si fa carico di questo impegno.
Il Sacro Monte è casa nostra, afferma Ossola, sottolineando come non siano solo i volontari, in quanto varesini, ad apprezzare il sito, ma anche molti turisti. Senza l'impegno dei soci CAI sarebbe difficile per il Sacro Monte presentarsi in modo curato e sicuro per le attività degli amanti della zona. Intervento in Valle Veddasca per salvare una persona che si era persa nel bosco. Il servizio. Ricerche e momenti di apprensione nei boschi della Val Veddasca, quasi al confine con il Canton Ticino, con un lieto fine, anche grazie alla tecnologia. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti tra i territori di Maccagno con Pino e Veddasca e di Curiglia con Monte di Asco, dove una persona si era persa nel bosco perdendo l'orientamento sul versante sotto al centro abitato di Cadero. L'uomo, nel corso di un'escursione, disorientato e affaticato, ha lanciato l'allarme ed è stato raggiunto dai soccorritori grazie alla posizione GPS inviata dal suo cellulare al 112. Si è deciso poi di far intervenire da Malpensa l'elicottero Drago 141 del nucleo elicotteri che l'ha recuperato. Le sue condizioni erano fortunatamente buone e l'allarme è cessato dopo circa un'ora. Singolare protesta oggi degli ultra del Varese Calcio con striscione in municipio e manifesti allo stadio Franco Ossola. Il servizio. Con uno stadio emblema dell'inagibilità, un inutile velodromo rimane la vostra priorità. È questo il messaggio scritto su uno striscione comparso la notte scorsa a Varese, in via Sacco, proprio accanto a Palazzo Estense. Più o meno nelle stesse ore, un altro striscione dal tono ben più pesante è stato affisso davanti allo stadio Franco Ossola, con manifesti funebri appiccicati sui muri circostanti. Nel mirino del raid dichiara Matrice Ultra la situazione dell'impianto di Masnago. I tifosi infatti non hanno gradito il rinvio del progetto di ristrutturazione dello stadio cittadino e con striscioni e manifesti hanno voluto esprimere il proprio dissenso attaccando duramente l'amministrazione comunale. E dallo stadio all'ippodromo delle Bettole, oggi sopralluogo dei tecnici del Ministero in vista del via libera alla stagione delle gare. Il servizio di Fabio Pellaco, immagini Agenzia Blitz. Nuovo sopralluogo all'ippodromo delle Bettole di Varese da parte della Direzione Generale per l'Ippica del Ministero dell'Agricoltura. La delegazione, insieme al gestore dell'impianto, la società varesina Incremento Corse Cavalli, ha verificato le condizioni della pista, un momento clou in vista del via libera alle corse e alle Bettole già in programma per i prossimi mesi a partire dalle gare di luglio. Una visita che avviene dopo l'ultimo sopralluogo di dicembre nel quale erano stati fatti alcuni rilievi sulle condizioni dell'impianto. Sotto stretta osservazione è stata proprio la pista che è stata quasi del tutto sistemata. Il sopralluogo è stato lungo e meticoloso, al termine i gestori dell'impianto si sono detti ottimisti sull'apertura della stagione il prossimo 10 luglio. Passo la linea a Sara Giannini per l'anticipazione delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. In viaggio tra i guardiani del mare. Questo il titolo di copertina per il settimanale Oltre che domani, come tutti i giovedì, è in edicola insieme a Prealpina e va alla scoperta dei fari. Tanti altri argomenti nell'ultimo numero, tra cui la cucina buddista e i viaggi nella natura della Valle Aurina. Voltando completamente pagina, domani sul giornale c'è l'intervista di Matteo Bertolli al ministro Matteo Salvini in visita a Samarate per sostenere il sindaco uscente Enrico Puricelli e la prima uscita post-elettorale di Marco Reguzzoni, candidato da indipendente alle europee nelle liste di Forza Italia. Domande di Francesco Inguscio. È grande infine il cordoglio per la morte del gallaratese Paolo Carù, un esperto in campo musicale grazie al negozio di dischi in piazza Garibaldi, che ha attirato appassionati da tutta Italia e dal mondo. Sul giornale di domani il suo ricordo e l'annuncio del funerale che si svolgerà in Basilica. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al telegiornale di domani, sempre alle ore 19.